Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Ultima giornata di dirette della settimana, quest'oggi, ovviamente giovedì 9 aprile 2026. Anche oggi staremo insieme per oltre un'oretta con tante trasmissioni, come ogni giovedì alle 20, però ovviamente iniziamo subito con l'appuntamento con Giovani al voto, ovviamente il confronto fra giovani. Quest'oggi peraltro avremo una new entry, siamo ben contenti di questo perché effettivamente siamo ben contenti quando ci sono tanti giovani che si confrontano in politica, c'è il nostro invito. Diamo quindi il benvenuto, quindi per la prima volta in diretta con noi, a Sofia Stocca di Civica Idea Giuliana. Benvenuta Sofia. Grazie, buonasera a tutti. Mentre invece ormai una presenza fissa e costante nelle nostre trasmissioni, seppur comunque solo recente, perché insomma comunque la prima apparizione di Aldo è solo di qualche mese fa, per ormai è diventata una presenza fissa nella trasmissione, Aldo Corvasce del Movimento 5 Stelle. Bentornato Aldo, ovviamente entrambi Grazie, di Trieste. Benissimo, buonasera. partiamo subito. Uno dei temi di questi giorni qua, da ieri, ma anche tutt'oggi, è stato piuttosto dibattuto, la questione legata ovviamente a Piazza Libertà con le risse avvenute i giorni precedenti, e oggi comunque il questore ha confermato il presidio fisso e costante che è già iniziato in zona, però il sindaco effettivamente ha dichiarato ai media ovviamente la sua volontà di chiudere completamente la piazza. Secondo voi questa misura è giusta, è necessaria, è tardiva o voi avreste preso altre misure alternative? Aldo, prego. Allora, è chiaro che la cosa si può considerare solo sotto varie prospettive. Per quanto mi riguarda, questo non è un problema che appesta la città, ma piuttosto la conseguenza di un centrodestra che attualmente governa il comune, la regione e la nazione e che in ogni occasione di propaganda promette di affrontare i problemi della sicurezza e dell'immigrazione. Cosa fa invece nella sua posizione di potere? Si limita a puntare il dito, a condannare con un tale livello di trascuranza da arrivare appunto a assumere provvedimenti gravi come questo. Per quanto mi riguarda, quindi, questo non è una disgrazia per Trieste, ma la conseguenza, un fallimento per una gestione, soprattutto di una gestione comunale, irresponsabile ed incapace. Quali potrebbero essere dei provvedimenti, per esempio? Anzitutto, questo in particolare non risolve la cosa, perché è chiaro che i diretti responsabili si limitano a spostarsi in aree limitrofe e quindi non eviti che episodi del genere avvengano nuovamente. Un provvedimento utile potrebbe essere quello di munire la città di più pattuglie, di un personale di polizia maggiore in numero, quando in realtà, in particolare le pattuglie, vengono attestate nelle zone di frontiera inutilmente e quindi Trieste vede un numero di pattuglie di personale delle polizia diminuire nel tempo e invece un aumento inversamente proporzionale di episodi spiacevoli e gravi di questo genere. Sofia, prego. Sì, allora io credo che la situazione di Piazza della Libertà sia diventata veramente insostenibile, sia per noi cittadini che per coloro che arrivano da fuori con il treno, poiché banalmente è una piazza che trova luogo proprio davanti alla stazione, quindi dovrebbe essere il biglietto da visita della nostra città. Quindi penso che innanzitutto servano molti più controlli, assolutamente, e una gestione più attenta soprattutto della immigrazione irregolare, perché ad oggi, come hai detto tu, si vedono veramente situazioni di degrado, risse, sporcizia che danno solo che un'immagine negativa della nostra città. E io parlo soprattutto da ragazza, perché tra l'altro ci abito anche molto vicino alla Piazza della Libertà e non passo mai per di là da sola, ma né di pomeriggio né la sera, vado sempre accompagnata da qualcuno perché non mi sento tranquilla. E questo non va bene perché uno nella propria città dovrebbe sentirsi tranquillo di girare tranquillamente, dovrebbe essere una zona, dovrebbe essere un luogo vivibile, sicuro e frequentato da tutti i cittadini, non una zona che si tende ad evitare. Prego Aldo. Certo, allora io concordo assolutamente ed anzi esprimo la mia vicinanza a Sofia che da ragazza immagino consideri la cosa in maniera
anche diciamo più problematica personalmente, però ripeto, la questione dell'immigrazione effettivamente non può essere gestita esclusivamente dal comune, però ripeto, in regione e al governo della nazione c'è sempre il centrodestra. L'immigrazione a livello nazionale continua ad aumentare, delle possibili risoluzioni potrebbero provenire, anzi direi misura necessaria, non ci si può che rivolgere all'Europa, si deve agire in risposta a questo problema uniti a livello internazionale, però anche appunto in questo ambito, in termini di politica estera, l'Italia non fa altro che porre barriere e anche sotto questo aspetto non aiuta. Sofia? Questo comunque, allora innanzitutto rispondo alla prima parte, che non è solo da ragazza, ma io ti parlo anche di amici miei maschi, c'è gente che non ci passa proprio per Piazza della Libertà, perché è proprio territorio, una zona brutta, 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 brutta. E non solo quella, purtroppo ci sono più zone di Trieste che sono così, perché ad esempio anche Piazza Goldoni, anche zona Madonnina, anche le rive, alcune parti sono proprio zone terribili. Poi per quanto riguarda l'immigrazione, quello sta al governo. Noi qua, secondo me, dovremmo mettere più controlli, appunto, come ho detto prima, e poi ho notato che comunque anche ci possono essere pattuglie, cioè i furgoncini della polizia, ma senza poliziotti vicino, cioè senza poliziotti nelle vicinanze. Quindi sì. Perfetto, benissimo. Benissimo, passiamo al secondo tema. A questo punto parliamo con Sofia. Quindi passiamo, diciamo, da Piazza Libertà, facciamo due passi sempre sulle rive e andiamo ovviamente in tutte le altre rive più verso Piazza Unità. Quindi parliamo di navi da crociera che pian pianino ne abbiamo già vista qualcuna, però diciamo il boom lo avremo come sempre più o meno da maggio a ottobre-novembre. Anche quest'anno più o meno confermate le medesime toccate dell'anno scorso, ovviamente Stretto di Hormuz permettendo, perché già una prima barca a maggio sembrerebbe che salti, per cui bisogna capire poi se questa nave, che dovrebbe poi venire una volta a settimana, rimarrà bloccata sullo stretto o meno, per cui comunque al momento sono le stesse toccate, però il numero di croceristi rispetto all'anno scorso più o meno sarà il 30% in meno rispetto ai numeri dell'anno scorso. Trieste deve puntare su navi da crociera, deve essere orgogliosa di questi numeri, deve aumentarli secondo voi questi numeri, oppure viceversa siamo in overtourism per cui ci vorrebbe un limite? Prego Sofia. Sì, allora, adesso sicuramente nell'ultimo periodo c'è stato un calo fisiologico delle crociere e questo rischia di pesare soprattutto sull'economia e sulla crescita della città e del turismo che comunque a Trieste è già ben avviato. Adesso sicuramente con l'arrivo della primavera, delle belle giornate e dell'estate aumenteranno, il che è positivo perché offre un bel biglietto da visita secondo me per la città, perché magari i croceristi che si fermano qui da noi per una, massimo 2 notti, dicono ah wow, bella Trieste, torniamoci, no? E quindi magari poi tornano e se la vedono per bene. Secondo me bisogna trovare un equilibrio perché da una parte le navi da crociera offrono sì benefici concreti, dall'altro ci sono tutti i temi come l'inquinamento marino, la gestione degli spazi, ad esempio i parcheggi sulle rive che vengono spesso chiusi e proprio per questo secondo me è importante investire nelle infrastrutture, continuare l'elettrificazione delle banchine e puntare su strutture più moderne e accoglienti come ad esempio il terminal, un terminal ampio, no? E allo stesso tempo secondo me tra l'altro Trieste dovrebbe mantenere un turismo più lento e di qualità per evitare un sovraffollamento turistico che rischierebbe solo di snaturarla. Prego, Aldo. Allora, io concordo assolutamente, come ha detto Sofia, un fenomeno economico e sociale di questo genere presenta vantaggi e svantaggi. C'è da dire che attualmente per me il bilancio è piuttosto negativo. Per quanto riguarda i vantaggi, c'è quello economico principalmente, questo perché il turismo da crociera non determina molto spesso sia per
la breve durata delle soste, sia per la mentalità del turista che viaggia in crociera, non determina una valutazione della città a livello artistico o culturale. Non solo, a livello economico comunque il vantaggio secondo me è moderato, perché nel momento in cui tu da turista ti puoi fermare per poco tempo in città, chiaramente tu non potrai andare a visitare quei locali tipici triestini, dovrai fermarti nella zona del centro, andare a visitare i negozi più grandi, i caffè più famosi, le gelaterie più importanti e basta. Quindi comunque le imprese commerciali che si arricchiscono sono poche, scusatemi. Di contro c'è l'aspetto dell'inquinamento grave, come ha detto Sofia, ed in particolare rispetto a questo tema c'è una grave mancanza sempre secondo me della gestione comunale, perché delle navi così grandi nel momento in cui si fermano a Trieste, non ovviamente disponendo di batterie molto ampie e che possano sostenere la stessa imbarcazione nel tempo, devono avvalersi di una fonte energetica esterna. Al momento la banchina non offre questa disponibilità energetica e quindi le navi cosa fanno? Devono mantenere i motori accesi, determinando che cosa? Un inquinamento termico che d'estate è grave, perché guardiamo, noi possiamo osservare un aumento progressivo delle temperature che quindi si associa in maniera grave appunto al problema, è un inquinamento dell'aria atmosferico che è grave soprattutto se si considera che queste navi si fermano in una zona praticamente prossima al centro della città. Prego Sofia. Sì, come ho detto, appunto, ci sono dei pro e dei contro, ma come per qualsiasi cosa bisogna continuare ad investire nelle infrastrutture, eccetera, eccetera. Poi la prima parte che avevi detto, ah sì, sul fatto che rimangono per pochi giorni i turisti. Sì, ma in un weekend, banalmente in 2 giorni, te la giri Trieste, comunque vanno a farsi giri a Miramare, ci sono un sacco di gruppi che si girano Trieste, vanno per i ristoranti, le gelaterie, a farsi l'aperitivo, a farsi la cena, quindi comunque l'economia gira, ecco. Poi come ho detto prima, Oggi abbiamo dei problemi tecnici, vi chiediamo scusa, ma insomma speriamo che, visto che abbiamo altre 2 trasmissioni dopo, che il tutto sia finito, anche se purtroppo dura già 1 ora e mezza e sono piuttosto preoccupato per il prossimo futuro. Bentornata Sofia Stocca, di Civica Idea Giuliana e Ardo Corvassi del Movimento 5 Stelle, che ci hanno atteso pazientemente, ovviamente problemi tecnici permettendo. Partiamo nuovamente al secondo tema con Sofia, questione crociere. sì, allora, come avevo detto prima, appunto in quest'ultimo periodo abbiamo visto un calo fisiologico delle crociere e questo rischia di pesare molto per l'economia e il turismo della città, che comunque a Trieste è già ben avviato. Adesso sicuramente con l'arrivo della primavera, delle belle giornate, dell'estate aumenteranno, il che è positivo perché secondo me offrono un bel biglietto da visita per la città, soprattutto perché i crocieristi magari una volta che arrivano a Trieste si fermano quei 2 o 3 giorni, vedono quanto sia bella Trieste e dopo vogliono tornarci, no? D'altra parte però bisogna avere anche un equilibrio perché come qualsiasi cosa ha dei pro e dei contro, quindi ci possono essere dei benefici concreti, sì, d'altra parte c'è tutto il tema dell'inquinamento marino e della gestione degli spazi. Proprio per questo, ribadisco, bisogna investire nelle infrastrutture e continuare l'elettrificazione delle banchine e puntare su strutture più moderne, come ad esempio un terminal più ampio. Tra l'altro, secondo me Trieste dovrebbe mantenere un turismo più lento e più di qualità per evitare il sovraffollamento turistico che rischierebbe di snaturarla. Aldo. Esatto, io concordo quasi con tutto quello che ha detto Sofia. Un fenomeno economico e sociale di questo tipo presenta vantaggi e svantaggi. Attualmente per me il bilancio è negativo, noi chiaramente dobbiamo aspirare a aumentare i vantaggi e moderare
gli svantaggi. Per quanto riguarda i primi, c'è l'aspetto economico, anche perché c'è da dire che un tipo di turismo come quello da crociera tende per sua natura a non valutare, a non determinare una valutazione della città di Trieste dal punto di vista artistico e culturale. Per in parte la breve durata della sosta dei turisti e in parte per la mentalità del turista da crociera. Anche il vantaggio economico per quanto mi riguarda è moderato, nel senso che un turista che si può fermare per una notte, a volte anche poche ore, non andrà a visitare il locale tipico triestino, ma si fermerà nei bar, nelle gelaterie più importanti, determinando quindi un arricchimento di poche imprese economiche, il che ovviamente non è assolutamente negativo, però è comunque corretto considerare la cosa con occhi onesti e per esempio paragonarlo a, come ha detto Sofia, una forma di turismo lento che è sicuramente più vantaggiosa sia a livello economico sia per il prestigio di Trieste. Come ha detto sempre Sofia, l'aspetto dell'elettrificazione delle banchine è molto importante perché al momento queste navi, necessitando di una continua fonte di disponibilità energetica, e non disponendo ovviamente di batterie sufficientemente capienti da sostenerle durante queste soste, seppure brevi, devono trarre energia dai motori perché la banchina non offre una disponibilità energetica. Questi motori, rimanendo accesi nonostante la nave sia ferma, determinano un inquinamento termico grave soprattutto d'estate e un inquinamento dell'atmosfera che è grave perché queste navi sostano in una zona prossima al centro della città. Sofia, prego. Sì, come ho già detto, appunto, come ogni cosa ha dei pro e dei contro, ma bisognerà continuare ad investire nelle infrastrutture e poi per quanto mi riguarda, secondo me in 2 giorni Trieste comunque te la giri proprio il centro che ha i localini tipici, banalmente Peppi, con il cibo tipico triestino, ci vanno i turisti anche al castello di Miramare, io ho visto tantissimi gruppi. Quindi secondo me non è il problema, le tempistiche non sono un problema. E poi proprio perché magari un turista arriva con la nave da crociera, si vede Trieste per quei 2 giorni e proprio perché gli è piaciuta decide di tornarci e poi magari si guarda anche i dintorni, ma anche il Carso, anche va a Venezia, che ne so. Aldo? Ma assolutamente io non intendo dire che la breve durata di queste soste sia un problema, solo che nel momento in cui noi dobbiamo prendere una posizione politica e dobbiamo decidere di investire in una determinata infrastruttura piuttosto che in un'altra, allora è chiaro che secondo me noi dobbiamo guardare piuttosto a questo turismo lento di persone che si spostano non tramite le navi da crociera e facendo quindi un giro molto ampio, ma che magari arrivano a Trieste per fermarsi vari giorni per visitarle in maniera anche più approfondita, semplicemente perché questo tipo di turismo avvantaggia maggiormente l'economia triestina in maniera più capillare e anche in generale i cittadini di Trieste, anche perché se noi consideriamo che la nostra città ha un'età media molto elevata, la presenza per esempio di giovani turisti è sicuramente un aspetto vantaggioso. Per questo dico, magari investiamo più in quest'altra forma di turismo. Perfetto, benissimo, la linea ha retto, Alberto, bene, per cui siamo riusciti almeno ad andare quasi a finire quelle nostre trasmissioni. Prima di concludere, ovviamente, come sempre, il borseggio del candidato sindaco, per cui ad oggi, giovedì 9 aprile 2026, secondo voi, chi è il candidato sindaco favorito dell'altra coalizione? Aldo, per centrodestra, confermi il nome dell'altra volta o cambi? Sì, io direi sempre Federica. Secondo me, dopo
questa amministrazione, il centrodestra, ha la necessità di presentare un nome attendibile, serio, anche perché secondo me soprattutto in quest'ultimo periodo delle problematicità, soprattutto a livello di gestione, ci sono state e i cittadini questo lo sanno. Sofia, per il centro-sinistra? Io credo Russo. Benissimo, perfetto. Vi ringraziamo moltissimo per essere stati con noi, ci scusiamo ancora dei piccoli problemi tecnici che ci sono stati, ma diciamo che questa seconda parte perlomeno siamo stati graziati, quindi ringraziamo il nostro provider per averci insomma, fatto questo bel regalo. Grazie ancora a Sofia Stocca, Civica Idea Giuliana, Aldo Grazie. Corvassi, Movimento 5 Stelle. Noi